ciao. Chi sei? Sono Anna Maria da Sant'Egidio. Maria? Anna Maria. Ah, Anna Maria. Anna Maria. Sì, sto ascoltando una bellissima canzone. Quale? Non so se posso accontentarti pure, se vuoi ascoltare. No, una canzone a piacere. Che Una fai? canzone bellissima romantica. Vabbè, che fai di bello tu? Che fai di bello nella vita? Io lavoro. Dove? Che cosa fai, insomma? In una ditta. Mi fa piacere. Insomma, stai in una ditta, al lavoro. A scuola non vai? No, non vado. Ho capito. Senti, ti voglio dire una cosa. Io ho bisogno, però te lo dico a te perché, non so, lo puoi dire a qualche amica tua, insomma. Ho bisogno di una ragazza che non abbia vergogna e timidezza di poter ballare, saltare un pochettino davanti a me. Cioè, no davanti a me, nel senso lavorare un pochettino con me. Se per caso conosci qualcuno che lo vuole fare, il numero di telefono adesso il signor Tedesco lo mette subito che si qua, ecco questo qua, mi fai fare un colpo di telefono, io ti sarò così riconoscente. Va bene? Ti farò sapere. D'accordo. Va bene? Ciao bella, grazie. Ti faccio una bella canzone adesso, va bene? Grazie, ciao. Ciao bella. Bella canzone italiana, questa è bellissima, proprio bella. Solo davanti a un tavolo, in una sala da caffè, col viso tra le mani, ma c'era il vuoto intorno a me. Mi avvicinai e tu dicesti siedi accanto a me, ma dopo poco uscimmo dal caffè e ti portai con me sul Lungotevere, mi innamorai di te, bella romana, e tu dicesti a me io sogno Napoli, ma sogno sai per me napoletana, io pure come te sono innamorato e poi tutto finì col bacio dato a te sul Lungotevere. Ed era così Lungotevere per l'amica Anna Maria. Anna Maria, il telefono è sempre libero che aspetta le vostre telefonate. Telefonateci. Pronto? Pronto? Buonasera. Signora bella, come sta? Chi è questa signora? Voi siete che lei Salirne? Come state, signora? Io sto bene. E a Salerno? A voi non ci vogliono domande. Signora, non ci voglio. Volevo soltanto sentire la canzone, come si chiama, Indifferentemente. Indifferentemente, perché no, signora? A disposizione, siamo qua per questo. Avete visto come mi ricordo di voi? Non ho capito? Avete sentito come mi ricordo di voi? Ma voi avete visto come mi ricordo pure io, signora? Vi ricordate quando io ho chiamato? Non prima. No, prima come faccio, signor, mi ricordai, mica mi ricordo di tutto qua. Basta che dite. Però la voce, signora, è inconfondibile. Avete capito? Va bene, grazie di nuovo. La signora Torrione, dicevo maestro, pure maestro mi conosce, avete visto? Sì. Arrivederci, signora, grazie. Non si vede, maestro. Non si vede. La prossima volta si vede un uomo che sfoga, signora. Grazie, signora. Arrivederci, statevi bene, grazie sempre. Toramondamu e noi per recitare l'ultima scena restammo mano a mano senza del mio coraggio e ci guardare fammi che indifferentemente tanto saccio che sono
indifferentemente, se tu m'accira, io non ti dico niente. E chiama, accirami pure, è tanto che ti è morta, ti ho visto, mi hai distrutta la vita. Indifferentemente io vengo da te. Dopo questa telefonata il signor Tedesco mi manda la pubblicità. Pronto? Pronto?